Ben arrivati con noi, ben ritornati cari telespettatori, siamo insieme e approfondiamo un argomento che comunque interessa molti. Siamo stati anche sollecitati da alcuni imprenditori, piccoli imprenditori, ad affrontare questo argomento per l'onere da un lato in capo proprio alle aziende, alle piccole aziende, dall'altro ai lavoratori e poi capire di che cosa si tratta. Stiamo parlando di sicurezza, di nuove normative che in parte sono entrate in vigore anche di recente, di adeguamenti che è importante le aziende facciano per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per evitare incidenti di qualsivoglia genere, per evitare il fenomeno che poi risulta essere anche in crescita in certi ambiti particolari delle cosiddette morti bianche. Poi parleremo naturalmente, allacciati a questa, anche ad altre situazioni legate alla crisi e legate ai mancati tagli che comunque, che dir si voglia, non si vedono essere effettuati nell'apparato governativo centrale, e invece di tassazione che continua ad aumentare, che quindi rende ancora più difficile l'adempimento di oneri che richiedono investimenti comunque in azienda da parte di aziende che non riescono nemmeno a pagare le tasse. Piccola parentesi, pensate solo che comunque in una città che è altamente industrializzata, il primo polo industriale del Veneto come la città di Padova, il comune ha messo l'aliquota per gli immobili, che è la seconda casa e comunque gli immobili addetti ad attività commerciali e produttive quasi ai massimi livelli, quindi ha alzato l'aliquota dell'IMU. Tutti contenti gli imprenditori, tutti contenti gli operatori del settore, tutti contenti anche coloro che hanno naturalmente la seconda casa solo come seconda casa, ma tant'è, questa è la nostra situazione e non si vedono vie d'uscita, cioè non si vede neanche uno spiraglio di luce in fondo a questo tunnel. Vi presento i nostri ospiti, vedremo che cosa ci illustrano al riguardo. Ben arrivato ingegnere Pierluigi Della Pozza, direttore Vega Engineering, grazie di essere qui buongiorno. con noi. Ben arrivato, ben ritornato il nostro presidente Confartigianato del Veneto, Giuseppe Sbalchiero. Buongiorno a tutti. Allora, che rappresenta tante realtà, quante realtà rappresentate sul territorio? Le aziende artigiane sono oltre 100.000 in Veneto, quindi ci sono 180.000 lavoratori, quindi facciamo bene le proporzioni e ci rendiamo conto di cosa parliamo. Ecco, allora io direi di cominciare però con la necessità di parlare di sicurezza. Perché c'è questa esigenza? Ma non solo qui a livello territoriale, regionale. Veneto è un'istanza che viene anche dal nazionale, più che mai è periodica, sono ondate periodiche. Che cosa succede? Allora, parlare di sicurezza perché? Perché comunque le morti bianche sul lavoro ci sono purtroppo spesso e i numeri sono sempre importanti. Abbiamo a settembre, secondo la nostra statistica, secondo l'osservatorio di sicurezza appunto che facciamo noi come Vega Engineering, a fine di settembre siamo a 392 morti dall'inizio dell'anno nel territorio nazionale. Se andiamo invece a confrontarlo con il Triveneto siamo a 54. Numeri importanti. In che ambiti però? Vediamo un po'. Gli ambiti sono purtroppo diciamo, abbastanza gli stessi. Allora, se andiamo a vedere quali sono i settori economici, dove abbiamo più morti sul lavoro abbiamo sull'agricoltura, caccia, pesca e silvicoltura, con il 36,1%. E poi il secondo posto sono le costruzioni. Che però adesso... Sì, infatti siamo andati al 25,1%, quindi è calato rispetto agli anni scorsi perché appunto ovviamente c'è la crisi economica che ha investito in particolare l'edilizia e quindi si è abbassata la percentuale. L'agricoltura invece è alta perché? Perché l'agricoltura ha tutti i mezzi e quelle condizioni e le cause diciamo, per cui ci sono i morti sul lavoro che sono le tre principali che posso enunciare e dire che sono in sostanza la caduta dall'altro, che quindi sono le costruzioni edili. Poi abbiamo il ribaltamento del veicolo del mezzo, che potrebbe essere il trattore come il muletto, e quindi siamo in agricoltura. E poi abbiamo la caduta per schiacciamento, quindi c'è il rovesciamento del mezzo. Ma invece anche i feriti sono rilevanti, perché al di là la morte è il caso estremo. Sì, ovviamente e anche i feriti sono molti e non abbiamo i dati perché è difficile riuscire a raccogliere tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro come feriti, però il numero è sempre importante. Questo non vuol dire che non stiamo facendo sicurezza, vuol dire comunque che bisogna non abbassare la guardia. Ecco, Assolutamente.
Cosa dice a questo riguardo? Lei rappresenta poi le aziende, piccole aziende, artigiane o medie, perché neanche tanto piccole, relativamente agli adempimenti, poi vedremo quali sono, perché poi c'è stata, a parte il famoso decreto legislativo 626 ormai superato, perché c'è anche la nuova normativa che è entrata in vigore. Che tipo di oneri e che tipo di situazioni per evitare questo? Io guardo l'aspetto positivo, che sono i dati rilasciati dall'INAIL recentemente e che dice che il trend in Italia è assolutamente in decrescita rispetto agli anni passati. Significa due cose: che c'è molta più coscienza e molta più cultura della sicurezza, prima di tutto, molta più attenzione, e che la questione è affrontata sia dal titolare che dai dipendenti in maniera univoca. E questo lo considero un grossissimo salto culturale, anche se molto si deve fare ancora per migliorare. Qual è l'aspetto su cui noi da tempo ci soffermiamo? È l'interpretazione che ognuno dà della legge. All'interno della stessa provincia ci sono interpretazioni diverse dai vari ispettori. Figuriamoci all'interno della regione, figuriamoci all'interno dell'Italia, visto che è molto lunga. E le regole che vanno da una parte non valgono per altre parti. E ora, prima questione, troppi esagerati enti che devono fare sorveglianza, prevenzione e sicurezza. Questo è il primo aspetto. Il secondo, non siamo noi al servizio di questi enti, perché siamo noi che li paghiamo, sono questi enti che sono al servizio nostro. Quindi anche l'approccio quando arrivano deve essere un approccio di prevenzione, deve essere un approccio di cortesia e non l'ufficiale che arriva per punire, anche perché chi sono questi? Se dopo andiamo a verificare la professionalità e quant'altro, ci sono situazioni le più disparate. Ora, vogliamo cominciare a smetterla di fare nuove regole e semplificare quelle che ci sono, ma soprattutto renderle fattibili? Ecco, secondo lei c'è la non fattibilità nell'applicazione di queste norme? Ma non può essere, perché fintanto che il cancro che abbiamo in Italia è la burocrazia vive per autoalimentarsi. Figuriamoci se se i politici hanno una colpa, è la colpa che non sanno assolutamente gestire i burocrati, perché poi le leggi le scrivono i burocrati. Anche le cose più intelligenti proposte, poi quando arrivano al tavolo del disegno e quindi dell'approvazione, sono talmente modificate, talmente di virgole e di punti, che viene vanificato lo spirito per cui è stata fatta la legge e è resa molto più complicata la legge stessa, perché poi, a caduta, la burocrazia deve autoalimentarsi, come abbiamo ben detto. Per cui siamo noi forti, voi cittadini, voi imprese che siete la causa di tutti i mali dell'Italia, dovete pagare. Ecco, quest'ottica rientra un po' anche nella ratio normativa della stesura delle norme, che poi voi vi dovete anche arrabattare e cercare poi di vedere l'attuazione concreta. Certo, le norme, diciamo, sono molto complesse, quindi sono complesse. Pertanto, diciamo, come appunto diceva il Presidente, è difficoltoso per un imprenditore che non ha una grossa organizzazione, e tenendo conto appunto che il tessuto sociale e produttivo del Veneto è fatto da micro e piccole imprese, è difficile per l'imprenditore diciamo, riuscire ad essere informato e formato su tutta l'applicazione di tutta la legislazione. Il decreto legislativo 81, anche se si chiama testo unico sulla sicurezza, è comunque un volume importante che è complesso da gestire e da adempiere, diciamo, a tutte le richieste. Tuttavia c'è da dire una cosa importante, è che non sempre i rischi gravi, diciamo, che poi portano malauguratamente appunto alle morti bianche, sono relativi alle grosse aziende. Ci sono le micro aziende, facciamo l'esempio dell'edilizia, pur essendo di 4-5 persone, purtroppo i rischi sono importanti, per cui la difficoltà è quella di riuscire a trovare un mezzo semplice
che possa venire applicato dai vari imprenditori, anche di piccole imprese, e che siano efficaci, diciamo, appunto, nel rendere poi accettabile il rischio, appunto, dei lavoratori. Però non possiamo dire, siccome l'azienda è piccola, facciamo poco, perché potrebbe esserci l'azienda piccola con rischio alto. Quindi chi va a fare la manutenzione di tetti in copertura, anche se sono in 3, se cade giù. Ma con il tempo si è radicata una cultura di questo, sì, anche in chi opera concretamente? Sì, allora, io ho visto migliorare negli anni la cultura e l'approccio dei vari imprenditori, anche piccoli, non parliamo solamente di aziende grosse, verso la sicurezza. Però la difficoltà è quella di cambiare il comportamento. Allora magari io all'interno della mia testa dico devo fare così, lo trasmetto ai lavoratori, ma il lavoratore non sempre attua il comportamento corretto. L'elmetto in testa nei cantieri edili ancora non si vede sempre. Se vado all'estero, forse in cui ci sono magari meno norme più semplici, lo vedo in tutti i cantieri. Ecco, lei diceva dall'estero. Io l'ho notato proprio quest'estate, perché magari ho l'occhio su queste cose. Confermo. Però non è che possiamo abbassare la guardia, cioè la formazione ai lavoratori è fondamentale farla, e bisogna educarli, e la cosa difficile da fare è appunto far cambiare il comportamento. L'esempio, la cintura di sicurezza. Con cintura di sicurezza all'inizio probabilmente la mettevamo una volta sì, una volta no, adesso uno non si muove, la prima cosa in automatico, così potrebbe essere per le scarpe, per l'elmetto e per le procedure. Cosa dice il Presidente? Io sono sempre per la semplificazione delle cose, per cui le regole, poche regole, ma chiare, con anche gli strumenti poi di penalizzazione per chi sbaglia, che devono esistere, vanno fatte. Oggi si parte da un presupposto. Premesso che tu sei fuori norma sempre, ti concedo questo. C'è la presunzione di colpa anche in qualsiasi ambito, sia quello fiscale che quello... Se siamo arrivati a farla anche in quello fiscale, vuol dire che lo Stato non esiste. Vuol dire che lo Stato non vuole esistere perché non è nelle condizioni di sapere e di capire. E se uno non sa leggere e scrivere, è meglio che cambi lavoro. Questo è lo Stato italiano. E sentiamo Giannino poi quante ne dice di lui, no? Che magari non tutte le condividiamo, ma il 90% sì. Ha ragione quando dice che all'estero c'è una cultura diversa. In tutti i cantieri trovi le persone con le scarpe, con il casco, con la cintura di sicurezza, parlo dell'edilizia, ma guardiamo anche l'altra parte della medaglia, perché quando si parla di sicurezza o di norme che riguardano la sicurezza, l'igiene e tutto quello che concerne all'interno di un'azienda, all'interno di qualsiasi attività, se vediamo anche alcuni nostri settori, e se una qualsiasi persona vuole avere un'idea imprenditoriale, vuole aprire un ristorante, vuole aprire una pizzeria, vuole aprire un pastificio, deve necessariamente attraverso queste regole far diventare il suo luogo di lavoro una sala operatoria, ascettica su tutto. Quando andiamo all'estero, nella nostra capitale europea, Bruxelles, e troviamo ristoranti, per accedere alla sala ristorante passi attraverso la cucina. Se una cosa del genere succedesse in Italia, chiuderebbero immediatamente. Ma allora, le regole che ci sono a Bruxelles sono diverse da noi, i cittadini del Belgio sono diversi dai cittadini italiani. Perfetto, io la interrompo qua. Con questa domanda, a cui naturalmente dovrà rispondere il nostro ingegnere, il nostro direttore, andiamo in pubblicità e vediamo poi che tipo di soluzione si potrebbe trovare. Allora, viviamo nell'Europa, ci dobbiamo adattare anche al gioco finanziario dell'Europa, ma le norme sono uguali dappertutto oppure ci sono normative che possono essere veramente considerate più vessatorie, poi parleremo anche del Made in Italy un attimo, per certe realtà e per le aziende che vogliono essere rigorose, rispettare le leggi rispetto ad altri paesi europei, dove sembra che ci siano molte cose che sono più semplici. Questa della sicurezza può essere una, ma ce ne sono tante
tante altre. Sì, allora io purtroppo non sono un esperto, diciamo, di legislazione e sicurezza. No, però conosce bene quella italiana. Quella italiana la conosco bene, pertanto effettivamente, ripeto, è difficile da applicare e è difficile per uno addetto ai lavori, pertanto c'è bisogno dell'esperto anche per l'azienda piccola, perché se faccio un esempio, adesso non sono uscite, dovrebbero essere approvate con un decreto interministeriale le procedure semplificate per la valutazione dei rischi anche per le aziende sotto i 50 dipendenti, lavoratori, e quindi rendendo obbligatorio il documento di valutazione dei rischi anche per le imprese sotto i 10, che adesso basta l'autocertificazione fino al 31 dicembre. Ecco, bene, queste linee di semplificazione in realtà sono di difficile applicazione, cioè mettono in imbarazzo anche gli addetti al settore nella compilazione. Per cui anche a volte i tentativi fatti dal legislatore di riuscire a rendere semplificate le cose, in realtà non rende semplificato nulla, e questo potrete vederlo poi quando appunto verranno emesse e quando entreranno in vigore. I cittadini europei, che siano tedeschi o che siano italiani, sempre devono essere tutelati dal punto di vista salute e sicurezza nel lavoro. Probabilmente all'estero ci sono regole più chiare e probabilmente anche un numero inferiore, per cui non ho 100 leggi da sapere, ma ne avrò meno. E una volta che ho imparato ad applicare quelle devo applicare. Certamente poi se sgarro vengo punito, giustamente, e quindi è giusto che ci siano i controlli, è giusto che ci siano, diciamo, le verifiche, però questi controlli, queste verifiche devono essere fatti più per fare prevenzione e quindi dare una mano alle aziende che a volte si trovano in difficoltà perché appunto magari hanno controllo incrociato tra Vigili del Fuoco, Spisa, NAS, eccetera, e quindi l'azienda si sente in croce. Però dal tedesco all'italiano sempre dobbiamo tutelare la salute e la sicurezza. C'è un grande imprenditore, l'ho letto sul Panorama, su un altro giornale in questi giorni, che ha voluto aprire 2 aziende, un imprenditore veneto e veronese. E non faccio nomi, ma è facile capirlo, fa tortellini. Ha aperto un'azienda negli Stati Uniti e una nel veronese. 1 anno per avere l'autorizzazione in Italia, 60 giorni negli Stati Uniti. Dobbiamo riflettere su questo, molto riflettere. Sì. Vuol dire che le norme che abbiamo in Italia sono norme che non possono più essere tollerate. E continuiamo a sfornare leggi, questo è il problema. Continuiamo a sfornare leggi che non eliminano le precedenti, ma si rifanno continuamente alle leggi della del Regio Stato, come si può definire? I Regi Decreti. Regi Decreti del 1910, 20, 30, 40. Cioè, vuol dire, siamo all'assurdo che il codice italiano per fare qualsiasi norma si deve rifare a quei tempi. Io ricordo sempre, l'ho già fatto in altre occasioni, e al secondo mandato il presidente Galan, quando si è presentato in Veneto, ha detto: mi impegno di delegiferare, abbiamo troppe norme, sono raddoppiate in Veneto, figuriamoci in Italia, perché l'obiettivo non è quello di creare semplificazione, ripeto, l'obiettivo è quello di dire: ho fatto qualcosa ma l'ho fatto per me, non per chi deve usarlo. Bravissimo. Le dà questa sensazione, cioè ho fatto qualcosa ma l'ho fatto per me, cioè, quindi questi interessi privati, questa interessenza privata negli atti d'ufficio, diciamola così come termine, che però ricorre, che poi vediamo che è frequente, cioè perché? Perché chi comunque ci governa, i burocrati che stanno dietro chi ci governa, hanno degli interessi, delle partecipazioni e quant'altro che non sono del tutto chiari o sono stati chiariti, però poi passano nel dimenticatoio, perché questa è l'idea che interviene, che sopravviene. O c'è una logica in tutto questo marasma per veramente aiutare le aziende, per aiutare i lavoratori, per rendere un sistema sempre più moderno, competitivo? Perché la parola competizione dovrebbe essere la prima ad essere adoperata, invece sembra che ci si dimentichi di questo termine. Perché come possiamo competere col mondo emergente con questi termini? Sì, mi rendo conto che effettivamente, da come vengono gestite, diciamo, tutti gli approcci che gli enti pubblici o gli enti di controllo hanno con le aziende non sempre sono, diciamo, coerenti e
vanno verso la direzione appunto di aiutare l'azienda, quindi sono effettivamente in difficoltà quando hanno ispezioni, quando hanno verifiche. E poi bisogna anche distinguere tra la verifica quando c'è successo l'evento grave, che allora diciamo tutto è motivato, da quando invece la verifica è dovuta perché c'è stata una segnalazione oppure un'ispezione così, diciamo, perché qualcuno ha detto va a vedere lì perché c'è qualcosa che non va. Allora in questo caso probabilmente più che essere punitiva dovrebbe essere propositiva ad aiutare l'azienda. Purtroppo non posso dare risposte perché non ho idea di quale sia il disegno diciamo, organizzativo. Certo che comunque ci dovrebbe essere forse un disegno generale per poter dare le indicazioni a chi fa gli organi di controllo appunto per poter andare effettivamente a verificare delle cose che siano poi abbiano un senso logico l'uno con l'altra, non uno una cosa, uno l'altra. Cioè non frammentate. Non frammentate, perché questo crea confusione alle aziende e anche, poi anche questo rifiuto, che magari a volte non è neanche vero, perché chi va a verificare lo fa perché deve fare il proprio lavoro e perché comunque deve tutelare la salute, la però sicurezza. rappresenta quella... Però c'è questo rifiuto per cui tutti sono stanchi, le aziende piccole non ne possono più e quindi anche quando il consiglio è corretto non viene sempre digerito. Io faccio una riflessione su questo, velocissima. Se le norme fossero chiare e semplici sarebbero interpretabili da tutti, sia dall'imprenditore che è da solo, che dall'imprenditore che ha 10.000 o 100.000 dipendenti, strutturati in maniera diversa per tipo di lavorazione, ma se fossero semplici e chiare non esisterebbero neppure i centri di consulenza per spiegarti come sono le norme. Lei è a direzione di un gruppo che aiuta le aziende nell'interpretazione della legge. Rendiamoci conto. E applicazione. E applicazione. Cioè, e questa è l'aberrazione. Ma se fa un paragone con la parte economica è la stessa cosa? Sì, sto parlando di commercialisti, di avvocati e quant'altro. Cioè voglio dire, stiamo facendo delle leggi che devono essere interpretate perché il cittadino non le può capire. Ma assolutamente, anzi rischia perché ecco, poi si espone. allora, e l'altro dato qual è? Recentemente l'ABI ha fatto un accordo con i consulenti, con i commercialisti, per l'asseverazione dei bilanci. E vengono iscritti in un apposito albo presso le Camere di Commercio. Ma scusate, ma chi sono quelli che hanno dato via libera ai bilanci delle banche o delle aziende che poi sono finite come la Parmalat, che poi sono finite come la Cirio, che poi sono aziende che sono finite come sta finendo un po' Montepaschi, eccetera? Non erano questi consulenti, questi grandi esperti, questi professori universitari e quant'altro? Allora, assolutamente. Perché dobbiamo farci carico, e non sto dicendo che vanno eliminate alcune categorie, perché dobbiamo farci carico di pagare qualcuno perché ci interpreti la legge? E la stessa cosa dell'evasione fiscale o dell'elusione fiscale. Io che evado 1.000 euro sono un evasore, un bandito. La grande azienda che elude 1 milione di euro, cioè lei non è evasiva. Lei ha trovato il commercialista, il docente, il professore che gli ha combinato tutta una serie di artifici di bilancio per cui ha potuto fare questo. Cioè, vogliamo smetterla con questi giochetti? Vogliamo essere pratici, seri, in un momento in cui l'Italia sta cadendo a pezzi? Perché il vero problema è non l'applicazione delle norme e se le imprese ci saranno ancora domani mattina. Infatti. Perché se non ci saranno non ci sarete più neanche voi. Vabbè, questo è il vero problema. Ecco, ma secondo lei, qui un po' anche uscendo dal ruolo specifico che lei ha all'interno, c'è una volontà, secondo lei, così politica, proprio alla luce delle norme che voi ogni giorno osservate, valutate, studiate, cercate anche di applicare, di dare la possibilità al nostro paese, alle nostre aziende di essere competitive, ma anche di fare entrare nuovi investimenti, come era l'intento che diceva il Presidente del Consiglio, no? Perché in questi termini noi non è che non siamo appetibili per le questioni della giustizia, i tempi, ma anche per la questione di una burocrazia mostruosa e per adempimenti di questo tipo che per altre realtà risultano molto difficili da comprendere, anche se sono giusti sotto certi ambiti, però giustamente devono essere semplicizzati. Che cosa ravvede dal suo angolo prospettico? Allora, è una risposta molto difficile da dare.
diciamo che da un punto di vista di propaganda, che si sente dal punto di vista del governo, giornali eccetera, la volontà di semplificare, di agevolare le aziende per poter fare il rilancio economico c'è, poi però di fatto invece non c'è, perché poi probabilmente si perde nel dettaglio della regola tecnica. È colpa dei burocrati o colpa di chi legifera? Probabilmente perché abbiamo una storia alle spalle di decenni, diciamo, di legislazione un po' borbonica, per cui c'è questo approccio che è molto poco inglese, quindi semplice, ma un po' più troppo, diciamo, artificioso, e che porta probabilmente ognuno ad aggiungere qualcosa, e siccome ognuno deve aggiungere qualcosa deve dare il suo apporto, deve dare il suo apporto, e questo complica parecchio le cose. L'esempio anche sull'accordo Stato-Regioni sulla formazione non è chiaro, non si sa bene chi sono gli enti, diciamo, da contattare, come il datore di lavoro non sa esattamente come gestirla, sono qualcuno che gli dice fa così, così, così. Certo, ci sono nuove norme che adesso è bene che il lavoratore conosca, poi andiamo anche in pubblicità. Il datore di lavoro conosca? Diciamo che se poi non c'è con la legge mille proroghe di fine anno, se la cosa rimane così, dal 1° gennaio 2013 anche le aziende sotto i 10 dipendenti devono avere il loro documento di valutazione dei rischi. Ecco, era questo che volevo. Usando cosa? Usando eventualmente questi standard, diciamo, semplificati, che permettono all'imprenditore di poter fare una propria valutazione. Però ripeto, se voi prendete questi standard non sono di facile applicazione. Sono talmente semplificati che bisogna ricorrere a un tecnico per riuscire a applicarli. Quindi tipo, non so, uno deve ricorrere alla pega ingegner della situazione per riuscire ad applicare nella piccola aziendina di 7 dipendenti. Ecco, do un dato comunque che è importante. A meno che non facciano delle modifiche all'ultimo. Bisogna essere anche positivi nella vita, e sostanzialmente io sono sempre sul bicchiere mezzo pieno. Da anni l'artigianato veneto ha definito contrattualmente anche i costi per la promozione e la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. C'è un ente specifico che lo fa, e avviene attraverso la bilateralità, quindi siamo dotati di mezzi e strumenti per formare e per far capire l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. E questo è fondamentale, perché credo che il passaggio culturale al nostro interno sia importantissimo. Poi ci sono gli esperti che ci aiuteranno a capire meglio come applicare queste norme che, pur essendo semplificate, hanno bisogno di un esperto. Figuriamoci se non fossero semplificate. Va da sé che gli strumenti per la messa in sicurezza sia dei cantieri sia delle attrezzature che usiamo e che produciamo esistono già da tempo. Io vivo ogni giorno, quando devo preparare un nuovo cantiere, che devo cominciare a prendermi il malloppo da 500 pagine e cominciare a estrapolare quelle che mi servono, ovviamente, per fare le valutazioni dei rischi sulle attrezzature che uso e poi presentarlo. Ma la cosa che mi ha stupito è che quando mi è arrivato da parte del direttore della sicurezza il suo malloppo, che me l'ha mandato via email, fortunatamente, ero già arrivato a 800 pagine. Mamma mia. Ecco, questo non va bene assolutamente. Ecco, allora voglio dire, 800 pagine vuol dire che uno non ha neanche il tempo di cominciare il lavoro, perché alla fine della lettura delle pagine, che è un libro importante perché sono pagine formato A4, ha già trascorso i 3 mesi per cui doveva fare il lavoro. Un esame universitario, cosa ne dice? È possibile una cosa del genere? Colgo appunto questo spunto perché è una cosa che volevo dire anche prima, cioè l'importante è che la sicurezza sia concreta, non sia carta.
Per cui i piani di sicurezza da 800 pagine non vanno bene perché uno non legge, non può leggere 800 pagine e capire cosa c'è scritto. Però viene così. No, ormai diciamo anche gli enti di controllo comunque stanno cambiando, cioè non vanno più i volumi grossi, ma diciamo anche una cosa sintetica, ma che sia efficace e che parli poi del cantiere, del problema, ma che sia semplice, di semplice lettura, che sia uno strumento da parte non del datore di lavoro che non sarà in cantiere, ma del capo cantiere o del preposto che deve sorvegliare l'andamento della sicurezza del cantiere o del luogo di lavoro, quindi sia uno strumento, quindi deve essere di facile lettura e che con poche cose dica effettivamente cosa fare. Io mi sono rifiutato di leggerlo. Ecco, no, ma teniamo conto che c'è un aspetto che teoricamente se un'azienda dovrebbe anche arrangiarsi da sola in un risparmio di risorse, non è che tutti sono laureati in ingegneria per riuscire a comprendere questo, in legge e quant'altro. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme. Allora, un attimo solo per cercare anche un po' di chiudere il cerchio, perché è importante, poi accenniamo anche il Made in Italy, perché è un altro aspetto interessante che comunque è correlato, perché fa parte di questo bagaglio, ci sta pienamente. Sostanzialmente che cosa consigliate quindi alle aziende, alla luce delle novità normative in essere, per cercare di essere a norma, ma nel contempo io dico, perché non importa, è assurdo, non conta l'essere a norma, conterebbe fare sicurezza. Alla fin fine, l'evitare gli incidenti, l'evitare le morti bianche, fare cultura della sicurezza, come dice lei, automaticamente uno dovrebbe mettersi le cinture, ma non perché c'è il vigile che ti dà la multa, perché sei convinto che ti servano. Nel metodo deve servirti, esatto, perché deve essere cosciente che ti serve. Bravissimo, inutile che l'azienda impazzisca dietro malloppi e poi magari l'incidente avviene per una stupidaggine. Dunque, non possiamo dire che l'azienda può non essere a norma, quindi l'azienda deve essere a norma, però concretamente. deve essere a norma e quello che fa per la sicurezza deve essere efficace, perché nonostante diciamo, abbiamo detto prima tutta la parte burocratica e quindi aspetti che sono un po' forse al di là di quello che è la concretezza della sicurezza, comunque bisogna pensare che la prima cosa che deve fare il datore di lavoro è tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, per cui questo è fondamentale. Come si può fare? Allora, innanzitutto bisogna fare formazione, la formazione che potrebbe essere fatta non solamente all'uscita, cioè quando il lavoratore entra in azienda, ma dovrebbe già essere fatta a livello scolastico, in modo che diciamo, quando arriva al mondo del lavoro ci sia già questa cultura, per cui basta solamente che il datore di lavoro gli dica quando sei qua ti metti l'elmetto, perché lui cioè, la persona ce l'ha già come background culturale. L'esempio che le prove di evacuazione degli asili, perché se i bambini si abituano da 3 anni, 4 anni che è importante fare la prova di evacuazione perché se succede l'evento catastrofico sei allenato, hai gli automatismi per evitarlo, ecco, se il cammino scolastico prevedesse anche questi aspetti e quindi la persona entra nel mondo del lavoro già con un background culturale sulla sicurezza, già questo sarebbe molto. Quindi formazione e addestramento quando arrivano in azienda. Poi i documenti sulla sicurezza. Il documento deve essere fatto dal datore di lavoro, perché in realtà anche se usa il consulente lo redige lui, perché questo è quello che prevede il testo legislativo 81. Lui non può delegare la scelta dell'RSVP e la valutazione dei rischi, perché comunque anche se lo faccio io firma il datore di lavoro. Responsabile. Firma il datore di lavoro. E quindi è responsabile per tutto e per tutti. Sì, esatto. Ecco. Quindi deve essere fatto bene. Il fatto di usare il consulente con questa legislazione spesso è necessario, ma non perché appunto è complessa da leggere, è complessa da interpretare la legislazione, e il consulente deve essere bravo in modo da poter fare documenti snelli e che servono all'azienda. Quindi dovrebbe essere una fase di semplificazione per assurdo. Però che siano concrete le cose. Aggiungo come ultima cosa, anche se mi rendo conto che aggiungerei un'altra cosa a tutto il resto, esistono i modelli organizzativi, cioè se un'azienda si dota di un sistema di gestione della sicurezza, secondo la norma internazionale, la British Standard, oppure anche le guide più semplici, le UNI-INAIL,
L'azienda si adotta di un sistema per cui, diciamo, è un sistema virtuoso, per cui si autocontrolla e si autoalimenta, diciamo, in modo che l'aspetto della sicurezza sia sempre sotto controllo e ci sia anche un miglioramento continuo. Lei mi dirà, sì, però è un altro costo che si aggiunge all'azienda. Infatti lo stavo dicendo i costi. Sì, mi rendo conto che è un costo, però quando succede l'infortunio grave i costi sono molto maggiori se restiamo sui costi, a parte la tragicità ovviamente dell'evento. Costi Io concordo sulla formazione nelle scuole, perché poi quando il lavoratore arriva in azienda c'è la specificità dell'azienda, quindi la formazione non è più di carattere generale, ma è specifica sull'attività che ognuno fa. Quindi il percorso lo condivido fino in fondo. Qual è il vero problema che abbiamo oggi? E torniamo poi indietro. Che l'importante oggi è avere le carte, i documenti a posto. È quello che dicevo. Perché non importa se tu sei in regola, no. Che quando viene l'ispezione mostrami i documenti. Se i documenti sono a posto sei già all'80% salvo. Poi vanno a verificare anche se c'è qualcosa che non funziona. Ma se per caso non sono a posto i documenti, tu puoi avere l'azienda efficientissima, cadi già nel primo trabocchetto, che è la documentazione. In dialetto no, le carte, proprio nella maniera pessima. Ma ci sono anche degli oneri economici comunque a questo punto che giustamente ci sono degli oneri economici che vanno sicuramente pagati, perché è corretto, ma come dicevo prima ci siamo già dotati nel campo dell'artigianato dello strumento per poterlo fare. Quindi qualsiasi azienda che è iscritta al nostro mondo o all'ente bilaterale sa che attraverso l'ente bilaterale c'è il COBIS, che è il Comitato Paritetico sulla Sicurezza, che ha a disposizione professionalità e risorse, ma mettiamo che ci siano solo le risorse, può utilizzare le professionalità che ci sono all'esterno per la valutazione della propria azienda e la messa in sicurezza della propria azienda. Quindi li abbiamo già messi in piedi gli strumenti. Quello che noi dobbiamo fare come rappresentanza è combattere la burocrazia. Che non è cosa da poco. Un'ultima domanda perché ci sta. Il discorso del Made in Italy, per il quale voi avete anche lottato molto, e quindi come sta andando, come va a finire? No, come è finito, perché bisogna dire come è finito. È finito come doveva finire nella sostanza, che i nostri parlamentari, gli europarlamentari italiani, che brillano sempre per la presenza all'interno del Parlamento europeo, infatti i banchi sono quelli sempre vuoti, sono pochissimi quelli. Ho sentito recentemente che un grossissimo personaggio italiano è stato presente in 3 anni 2 volte, evidentemente era molto impegnato a casa. Vorrei vedere se è meno impegnato quando gli arriva l'accredito della mensilità, che sono piuttosto consistenti in Europa anche per gli italiani. Detto questo, l'Europa non ha ritenuto importante valorizzare il Made in Italy, ma c'è una logica, è la logica della grande industria, che non vuole saperne del Made in Italy. Nella maniera più assoluta, come non vuole saperne le grandi multinazionali del certificato d'origine di prodotti agroalimentari. Perché se succede questo hanno finito di giocare, hanno finito di sfruttare, hanno finito di vendere le famose mozzarelle che poi diventano blu, che non sono italiane, ricordiamoci, arrivano da qualche altra parte del mondo. Torna la SARS, tornerà qualcosa, la mucca pazza, perché? Perché l'obiettivo è uno solo. Noi stiamo qui a parlare oggi stiamo qui a parlare di sicurezza per le persone, perché al centro di tutto ci sono le persone, là al centro c'è il profitto, punto e basta. Però è anche una questione di sicurezza e di garanzia di provenienza, in realtà sapere e avere quindi una filiera certa fino all'ultimo. Ma questo interessa a noi, non alle multinazionali? Ecco, chiarito, questo non alla grande industria, alla grande industria interessa solo il conto economico. Quanto ha guadagnato? Sì, non sei positivo, chiudo. Esatto. Rientra in certo qual modo nell'ambito della sicurezza comunque anche questa, una sicurezza diversa, sicurezza dell'utente finale, del consumatore, sicurezza anche dei mercati, che non è poca cosa, invece qua ci si limita a norme di un certo genere. Pare assurdo, però in realtà è così, infatti. Io devo dire che quando lavorando noi lavoriamo sia diciamo, con l'artigiano sia con la multinazionale. La sensazione è quando lavori con la multinazionale è questa: se sei
se sta in piedi il sito si tiene in piedi, se non sta in piedi si chiude. E dopo cominciano tutte le trattative sindacali, le logiche del profitto, certo. Però se non tieni sui numeri, secondo me poi non siamo molto forti in Europa, cioè, secondo me non riusciamo a fare sufficientemente voce grossa e quindi diciamo, farci sentire rispetto agli altri stati. Perché? Perché questo no, non lo so. Perché l'Europa è il cimitero degli elefanti della politica. Però se penso alla Spagna, 20 anni fa, la Spagna 30 anni fa non era l'Italia, ma da quando è entrata in Europa e diciamo, è riuscita a portare a casa molti risultati, molti finanziamenti. E adesso li sta pagando. Però noi abbiamo portato a casa molto meno. Perché la bolla speculativa che è nata in Spagna, dopo tutti gli aiuti europei, chapeau per il fatto di averli portati a casa, adesso li sta penalizzando moltissimo. Non è che noi siamo immuni, perché ne abbiamo portati, cioè non li abbiamo utilizzati, neanche il Veneto ha utilizzato tutte le provvidenze, perché sono provvidenze che l'Europa ha messo a disposizione. Figuriamoci altre regioni. Cosa vuol dire questo? Che c'è cattiva informazione, che non abbiamo parlamentari all'altezza, perché se curassero il territorio sarebbero i primi che vengono a incitare l'utilizzo delle risorse, colpa anche delle organizzazioni che non sanno sfruttare al meglio queste provvidenze, perché cioè, un po' tutti siamo coinvolti in queste partite. È inevitabile che poi ci siano delle conseguenze in tutto questo. Assolutamente. Noi siamo giunti al termine perché il tempo letteralmente non ci consente altro. Io la ringrazio di essere stata qui con noi. Sì, una battuta? Sì, solo una battuta perché me l'è sfuggita prima. Sì. Quando lei ha detto prima che con l'INAIL ci siamo in tendenza positiva, come numero sì, però in realtà se lo ha rapporto con l'incidenza del lavoro non è vero questo. Cioè diciamo che non abbiamo in base agli occupati minor numero di vittime. Ecco, era questo, prima volevo solamente segnalare questo. Quindi, comunque l'INAIL ha dato questi dati. L'INAIL ha dato questi dati, però che siamo in forte diminuzione. Sì, però non sono rapportati, se io li rapporto poi agli occupati, perché ovviamente la crisi sono diminuiti, allora la cosa cambia. Ecco, solamente infatti avevo dati questi tipi di dati qua che segnalavano appunto, penso anche dall'ANMI, l'Associazione Mutilati Invalidi del Lavoro, avevano questo trend, quindi in aumento sostanzialmente, un po' come il discorso degli astenuti al voto, poi chi resta. Sì, esatto, c'è questo gioco poi di numeri che bisogna saper leggere. Districarsi. Grazie anche a lei Presidente di essere stato qui con noi, magari avremo l'opportunità per parlare anche di imprese, crescita o decrescita a fronte di una spending review, punto di domanda di che tipo, ma ne affronteremo in un'altra circostanza. Grazie a voi di averci seguito e come sempre noi ci ritroviamo domani. Grazie.